Ciao imbruttiti, oggi siamo a Monfumo in provincia di Treviso alla discoteca Quadrifoglio all'evento Power of Love. Siamo venuti a chiedere ai eventi qualcosa sulla crisi energetica. Cos'è la crisi energetica? Amico me lo mandi. Sai niente a te? Niente, zero. Non c'è crisi, basta lavorare. La crisi dell'energia, che non c'è più energia, perché la Russia ha tolto l'energia e anche il petrolio e adesso mi tocca pagare 70 euro per un pieno. Non so, costerà massa al corrente, non so. Quando accendi il phon ti asciughi i capelli e straconsuma, poi se metti la mano sulla ventola sarà bruciato e vuol dire che consuma tanto. Bisogna stare attenti. C'è la Dynamo. Loro ballano e la coproducono. Mi sono ignorante. Pagano più cioè le tasse sono più alte rispetto al solito. Manca l'elettricità e allora c'è la crisi energetica. Le bollette di energia e gas vengono aumentate da IVA, accise e tasse varie. C'è gente che pedalando produce energia e producendo energia ballano perché producono corrente. Ne hanno una Dynamo. È una crisi che riguarda le fonti rinnovabili del paese. Io ho visto che avevi la faccia intelligente a te. Un calo di energia, giusto? Più o meno. Crisi del gin tonic. Beh, so cose che sei, ma non so spiegarti il perché. Un po' come le interrogazioni a scuola. Sì, infatti, andavo sempre male. Non c'è le materie prime. Una grande presa per il culo. Praticamente se mi prima avevi 100 euro, perché non chiese, ho sempre manco skate. Quel gin è la cosa più richiesta, quindi il dare avere è sempre quello. Facevi sempre domande sconce, perché non le fai più? Ciao, scusa, viva il cazzo! Perché devi portarla all'estero e fa fatica a portarla qua. La soluzione pratica qual è? Guadagnare. A consumare manco, stacca il corrente, pista i candeli. Cos'è il caro carburante? Scarseggia il carburante perché ne usiamo troppo. Ma voi in bicicletta a lavorare piuttosto? Mando butto solo chi? È tutta una magnaria, poi ne magna fuori a tutti. È solo una tassa in più del cazzo. Benzina è aumentata perché c'è meno benzina portata dalla Russia. Hanno praticamente chiuso i rubinetti. Non so qua perché è andato su. Non so che costava massa. Beh, io non ho mai fatto benzina in vita mia. Per fortuna me la fa mio papà. Per me è tutta una fregatura, perché se fai 20 euro, sempre 20 euro sono. Non ti costa in più. Adesso su. Dopo magari torna giù. Tasse che vengono create per le varie emergenze. C'è un'emergenza in Ucraina. Quindi hanno messo un'accisa per l'emergenza in Ucraina. Secondo me sì, 10%. Così, a caso. Non sapevo niente prima, non so niente adesso. Secondo me è tutta speculazione. Anche per i skate forse. Che hanno messo delle tasse, quindi costa di più del solito. La tua soluzione quale sarebbe? Andare via col mus e col carretto. Quando sei ubriaco guida il cavallo, invece la macchina devi guidare te. Impara la strada, sempre quella è, si arrangia lui. Ma cos'è un kilowatt? Mezzo gin tonic. La tua unità di misura è il gin tonic. La mia unità di misura? Watt. Una farda al corrente. L'unità di misura del coso, no del tempo, Come si chiama? del chilo. Del no, chilo. del watt, della forza. L'accendiamo? Sì, sono certa. Putin vuole il pagamento del gas nella sua moneta. Noi paghiamo in euro. e lui vuole i soldi in Europa, euro, Russia, Euro. Rus. Ruble. Rubles. È il plurale di ruble qual è? Rumleri, lo sappi. Ah, lupleri. E lei, rumeni. Il rubie, No. che è la valuta russa. R di Ramarro, U di Ugo, B di Bordin, che è il mio cognome, I di io sono Gloria e A di... Ah! Rublino. Lo spelling? R-O-B-L-I-N-O. Diciamolo, i russi pagano in rubli. Rublino. Putiner. Il Putiner. Petuner. Con la R. P-E-T-U-N-R-H. K. Europa è euro e in Russia è euro. Rubli!
Rupro. Ruble. Ruplosso. Guarda. Russia, Rotterdam. Rubbia. Rubin. Rubini. pagano i rubini. Il cune. Tune. O i sterline. Sei stronzo però, Io sinceramente mi sono ignorato. La roba che sono sicuro è che se paghiamo i vodka, mi sa che siamo già a credito qua in Veneto.